Ascolto, gentili signore e signori, qui dal Palalido di Valdagno vi parla sempre Fausto Pozzan per la sesta partita di questo venerdì 6 giugno, fase di qualificazione del campionato nazionale Under 23 di hockey pista. Si assegneranno domenica sera lo scudetto di categoria e la Coppa FISR a fronteggiarsi per il girone B Pumas Viareggio in completa divisa bianca, opposta ai rossoneri dell'Hockey Sarzana del presidente Maurizio Corona. Ecco le grafiche di Flavio Zattera, regista di questa trasmissione assieme a Filippo. Sarzana quindi colori sociali rossoneri e divisa coerente con i colori sociali. I portieri: Raffaello Ciupi con il 44, Edoardo Stefanucci con il 50, Giampiero Andreani 46, Carlo Vanello 9, Kevin Farina 54, Alessio Lavaggetti 77, Marcello Manrique con il numero 5, Lorenzo Angeletti con il 24, Mirko Tognaca con il 79, che è il capitano della formazione allenata da José Vianna. Per quanto riguarda i Pumas Viareggio, i portieri: Thomas Mechini con il 22, Gabriele Dal Torrione con il 16. Giocatori di movimento: Elia Cardella 79, Giovanni Pesavento 74, Giuseppe Olivieri 99, Matteo Marchetti 7, Simone Bigatti 19, Francesco Carrieri 87, Oscar Mora Paceco 35, allenatore Mirko Bertolucci. A dirigere l'incontro Luigi Luna. Pumas Viareggio a punteggio pieno e a 6 punti, appaiato in testa alla classifica del girone B con l'Hockey Valdagno. A seguire Hockey Sarzana con 3 punti, AFP Giovinazzo con 3 punti. Coraggio Hockey fermo a quota 0. Per quanto riguarda il girone A invece avanti Breganze con 9 punti, Castiglione che può raggiungerlo e superarlo qualora dovesse vincere l'ultimo confronto in programma domani. A 6 punti, sempre a 6 punti SPV Viareggio, a 0 Seregno e Monza, sicure di partecipare alla Coppa FISR. La classifica del girone B è un po' più fluida rispetto al girone A. Avrà comunque il suo epilogo importante domattina, lo scontro tra Pumas Viareggio e i padroni di casa dell'Hockey Valdagno. Quartetto di movimento per Pumas Viareggio: Francesco Carrieri, Bigatti, Capitano Marchetti e Mora. Per quanto riguarda Sarzana, Lavaggetti, Angeletti, Tognacca e Manrique. Tra i pali per Sarzana Raffaello Ciupi. Per Pumas Viareggio, che ha iniziato presidiando il retroporta, per Pumas Viareggio il portiere Thomas Mechini. Siamo dall'altra parte, la finta di tiro di di Mirko Tognaca, lo scambio con Lavaggetti. Ancora Tognaca in possesso. Sarzana ieri ha battuto Correggio per 9-4, ha perso 6-2 con il Valdagno. Questi i risultati della formazione dell'allenatore Oscar Viana, che è in possesso in questo istante. Tognaca, la palla è uscita dal terreno di gioco, Mirko Bertolucci la consegna ad Angeletti. Il signor Luna di Bassano del Grappa ordina la ripresa del gioco. Sono partite al piccolo trotto le formazioni. Qui c'è il tentativo di servire Tognaca da parte di Manrique, la palla vagante la fa su Angeletti, gliela contende Bigatti, il raddoppio e il fallo di squadra fischiato dal direttore di gara. Sarzana che completerà il programma di giornata con l'ultimo confronto, sfidando questa sera il Giovinazzo.
sarà la quarta partita. Ultimerà così il girone di qualificazione. La formazione rossonera, insistita l'azione di Francesco Carrieri. Oscar Mora, Bigatti, il tentativo di controllo, recupera palla e mette tutti d'accordo Oscar Mora. Applausi dei compagni di squadra della panchina. Francesco Carrieri, l'87. Il tiro di Oscar Mora trova il palastinco del compagno di squadra Bigatti. Si mette in proprio intanto Manrique, entra in area, conclusione radoterra, trova i gambali. Attenzione però all'intercetto di Angeletti, che avrebbe fatto forse meglio a tentare la conclusione immediata. Così non è stato e allora Oscar Mora a proporre una nuova trama offensiva, a servire Carrieri che mette palla fuori pista. Con Mirko Bertolucci che osserva il comportamento dei suoi atleti. Un sorriso accennato è la palla che è proprio uscita letteralmente dall'impianto. Si dovrà cambiare. Di fuori c'è il torrente, c'è l'Agno a poco distante. Si riparte. Cambio di pallina allora. Angeletti da lontano a trovare Toniacca. Il vertice basso Angeletti nella circostanza è uno sistema di gioco che ha adottato spesso la formazione rossonera. Angeletti, l'intercetto per un istante di Oscar Mora. A duello Mora e Toniacca. La palla è ancora in possesso delle stecche della formazione allenata da Oscar Vianna. Angeletti, anzi Lavagetti, scusate. Lavagetti con il 77, Angeletti al numero 24. Tre minuti e mezzo dall'inizio del match. Un warning contro Mora. Manrique, Toniacca, tentativo di deviazione, colpito Toniacca, ferma il gioco il signor Luigi Luna a verificarne le condizioni. Ingaggio a 2. Anzi, possesso per Pumas Viareggio, pronti a ripartire. 16:23 al termine della prima frazione di gioco, 0-0 il punteggio. Carrieri per Bigatti, tentativo di intercetto di Toniacca, non riesce per centimetri. Carrieri, ancora Mora, Bigatti, ogni indietro per Marchetti. Carrieri si gira, elude l'intervento, attenzione, qui è caduto. Si sono avviluppati Angeletti e Carrieri. Gioco fermo. Vedremo la regia se ci ripropone il particolare. In arrivo il replay dell'azione. Fair play tra i protagonisti. Torniamo in cronaca. Eccolo qui. Si sono incrociati Lavagetti e Carrieri. Il partner di Lavagetti ha colpito inavvertitamente, almeno questo a mio modo di vedere, il numero 87. Manrique è stretto all'angolo da Marchetti, con una mano il retropassaggio a favorire Toniacca. Ancora Angeletti a trovare Manrique. Il movimento di Manrique. Toniacca, Lavagetti dietro la gabbia, difesa da Mechini, all'indietro per Angeletti, la finta di tiro
Il recupero palla di Oscar Mora con i propri colori. Carrieri, Mora, Marchetti, il tiro rimballato. Non è una bella partita sì, a questo momento fa di troppo confuso di gioco. Pumas non riesce ad articolare la sua proverbiale manovra fatta di ordine, disciplina e recupero palla immediato. Sarzana non trova per il momento soluzioni di tiro tali da impersierire Mechini. Trascorsi 5 minuti e 19 dall'inizio del match, che è valido, ripetiamo, per il girone B. Sesta partita di giornata. A seguire la sfida tra Correggio e Valdagno, poi Seregno Monza, e a completare il programma Saldanha Giovinazzo. Qui c'è un altro confronto, brutto scontro tra Mora e Manrique. Il signor Luigi Luna sventola il cartellino blu a entrambi. Vediamo se questa volta riusciamo a vedere il particolare. C'è un'azione dietro porta, si affrontano i due, Mora e Manrique, e il direttore di gara. Vediamo cosa decide, se conferma l'espulsione reciproca oppure solo il tiro libero diretto in favore di Sarzana. Vediamo, no, dovrebbe uscire Manrique. Il giocatore può essere anche sostituito, lo ha già fatto Pumas Viareggio, lo fa ora Sarzana. 2 minuti di penalità per entrambi, Manrique e Mora. Potranno rientrare al 12:31. 2 minuti di espulsione temporanea. Ingaggio a 2 alla destra del fronte d'attacco, l'angolo basso per chi attacca, vale a dire ok Sarzana. Recupera palla chi difende, vale a dire Matteo Marchetti, capitano di Pumas Viareggio, che varca metà campo. Vediamo se si riprende a giocare. C'è stato qualche colpo proibito di troppo in questi primi 6 minuti ormai dall'inizio della partita. Gli ingredienti per assistere a una bella partita ci sono tutti, sin qui non abbiamo potuto apprezzarli. Un po' di nervosismo, un po' di stanchezza dopo 2 giorni di gare molto intense. Elia Cardella intanto, il tiro ribattuto da Ciupi, è andato sulla ribattuta Francesco Carrieri, dietro la porta per Bigatti, ancora Carrieri, all'indietro per Elia Cardella. Bigatti, lo scambio con Carrieri, ancora Elia Cardella. Bigatti, il tiro, la respinta di Raffaello Ciupi, palla uscita ancora una volta, e qui diventa problematico perché fuori di qui, ripeto, c'è il torrente Agno, hanno molta distanza dal Palalido. Sono già uscite 2 volte le palline. Vediamo intanto la grafica di Flavio Zattera, che ci mette a disposizione la classifica marcatori parziale, che vede al primo posto Francesco Poletti dell'SPV Viareggio con 6 reti, al secondo posto Mirko Tognacca e Paolo Colamaria rispettivamente di Sarzana e Giovinazzo con 5, poi Antonio Tagliapietra per Breganze, Emanuele Pedroni di Correggio con 4 reti, Tiago Sanchez di Valdagno con 4 reti, a 3 reti di qui Giovanni del Valdagno, Lorenzo Angeletti di Sarzana, Marco Tomba del Valdagno e Mattia Schirino del Seregno. Grazie a Flavio Zattera, regista di questa trasmissione, che è disponibile sulla piattaforma digitale Fisr TV, sui canali YouTube. Andreani, Angeletti, Tognacca. Andreani ha sostituito Manrique, che è stato espulso dal signor Luigi Luna assieme a Oscar Mora.
Si riparte. Carrieri, Cardella, Bigatti, ancora Cardella in possesso. Il tiro di Marchetti, che è stata una buona azione qui. Pumas Viareggio, vediamo, sì, riesce a giocare come sa. Questi primi 8 minuti di gara non si è visto un granché, gioco troppo spezzettato, con qualche contrasto di troppo, qualche colpo proibito. Adesso la manovra per entrambe le formazioni sta diventando più fluida. Recupero difensivo di Carrieri che viene atterrato. Fallo di squadra fischiato contro Sarzana. È il primo. Entra Manrique che ha scontato la penalità, al contrario di Mora che rimane in panca. Qui Marchetti, la conclusione. Trovi i gambali e la stecca di Raffaello Ciupi. E allora Manrique si mette in proprio. Lo raddoppiano i giocatori di Mirko Bertolucci. Evita il raddoppio con un passaggio a favore di Tognacca. All'indietro per Andreani. La palla raggiunge Angeletti. 5 secondi. Possesso per Pumas Viareggio. Carrieri, Marchetti, Cardella, ancora Marchetti, ancora Cardella, Manrique se ne va lungo la sponda di sinistra. Il tentativo e il gol di Tognacca. Il gol di Tognacca. Inserimento lungo sponda di Manrique sul secondo palo, la deviazione di Tognacca a beffare Thomas Mecchini, si rompe l'equilibrio. Vediamo l'inserimento di Tognacca, il tocco sul secondo palo e il gol che porta in vantaggio Sarzana, un po' a sorpresa di un match equilibrato dove si è giocato poco. E qui c'era subito il tentativo di replica di Marchetti, sventato da Raffaello Ciupi. Ancora Marchetti. Giocano larghi sugli opposti perimetri della metapista del Paralido, le due formazioni. Cardella tenta di mettersi in proprio, all'indietro per Carrieri. Pumas che cerca di schiacciare la formazione ligure. Il tiro di Cardella è impreciso e allora altra opportunità per Sarzana che è passato in vantaggio con la deviazione ravvicinata di Tognacca sul filtrante, accompagnato dalla sponda dalla sinistra, proveniente da sinistra di Manrique. Lesto a smarcarsi sul secondo palo. Tognacca con una deviazione che non è lasciato scampo al pur bravo Mecchini, l'autore del gol, a tentare di controllare palla, a schiacciarla lungo la balaustra. Sarà possesso per Pumas Viareggio che ha rivisto qualche cambio evidentemente. Il time out l'ha chiamato il tecnico Mirko Bertolucci, esce Bigatti, entra Giovanni Pesamento. 1-0 Sarzana che ha battuto sin qui il Correggio e ha ceduto Dazio alla formazione di casa che ha sfoderato un'ottima prestazione. 6-2, replicata tra l'altro oggi. La formazione di casa allenata da Dario Rigo, tra le favorite, lo diciamo, al di là della scaramanzia che magari influenza più di tanto
Il mio compagno di telecronache è Domenico Tomba, anche per ragioni familiari, visto che il figlio Marco è uno dei punti di forza della formazione di casa. Valdagno, dicevamo, che si è imposta oggi per 9-4 nei confronti della FP Giovinazzo e che giocherà questa sera alle ore 18 dopo questa partita contro il Correggio, partita che sarà commentata appunto da Domenico Tomba. La settima di questa giornata, che è iniziata stamattina alle 9 con Serregno Hockey Viareggio, vittoria del Viareggio per 5-1. A seguire Pumas Viareggio ha battuto Correggio per 4-2, un match molto combattuto. Poi c'è stata la vittoria larga di Valdagno per 9-4 su Giovinazzo. A seguire Breganze che ha regolato Monza per 7-2 e poi Castiglione 3-1 ai danni di Viareggio, rendendo incandescente il finale del girone A. E adesso stiamo commentando Sarzana che va a 1 centimetro dal pareggio, quello della punta superiore del guanto sinistro di Raffaello Ciuppi sulla conclusione a botta sicura di Giovanni Pesavento, una parata pazzesca. Sono tanti gli estremi difensori che si sono fatti apprezzare in questi campionati, uno di questi è sicuramente il portiere di Sarzana. Cardella, palla consegnata a Marchetti. Carrieri, Marchetti, il tiro sbilenco. Si era ottimamente liberato il capitano del Pumas, non è stato altrettanto abile nella conclusione. Abbiamo varcato la metà del primo tempo, siamo a meno di 9 minuti al termine. Toniacca, fronteggiato da Marchetti che gli porta via sfera, alle viste l'ingresso in pista di Olivieri. Marchetti, vertice basso, Cardella, Carrieri prova ad alzare il ritmo ma perde palla Cardella, e allora un'opportunità per Angeletti da sinistra, da dove è venuto il primo gol, poi va sul fronte opposto d'attacco. Manrique, il suo assist ha consentito la deviazione di Toniacca che ha portato in vantaggio Sarzana. Toniacca all'indietro per Andreani, ancora Andreani in possesso. Manrique, la pressione di quelli di Mirko Bertolucci, recupera palla Francesco Carrieri, se ne va Francesco Carrieri, il tiro, la parata di Ciuppi, perde il bastone Angeletti, si rialza Carrieri, ritorna in difesa Angeletti, rallenta, ricomincia, si gioca, tiro alto sopra la traversa di Manrique, esce Carrieri, entra Olivieri. Cardella, Olivieri, Cardella, siamo a metà pista. Time out chiamato da Oscar Vianna, scivola Cardella, evidentemente la pista è un po' bagnata, le temperature di questi giorni stanno facendo sudare i giocatori, ovviamente qualche goccia di sudore di troppo magari quando si scivola, e allora qualche volta capita di cadere. In possesso Olivieri, all'indietro per Giovanni Pesavento, si mette in proprio Giovanni Pesavento, pensa per un attimo al tiro, cerca una linea di passaggio, la trova su Marchetti, non trova la porta, il tocco di Raffaello Ciuppi a favorire Manrique. 6 minuti e 47 al termine della prima frazione di gioco, 1 contro 1 di Manrique che supera Giovanni Pesavento, allontana la sfera il portiere Mecchini. Andreani però, siamo sempre Sarzana che sta avendo un predominio nel possesso palla. 2-2, Manrique se ne va, rinviene sui due Marchetti, duellano i due, cadono entrambi a terra, il signor Luigi Luna ferma il gioco, assegna il possesso alla formazione rossonera in vantaggio per 1-0. Oscar Vianna, il tecnico, chiama il time out, fa uscire Andreani, fa rientrare Lavagetti.
Nessun cambio invece per quanto riguarda Mirko Bertolucci, con Oscar Mora che è dovuto uscire causa espulsione in contemporanea con Manrique. Dopo il time out sarà possesso per l'Hockey Sarzana, che è avanti 1-0. Il gol messo a segno da Tognacca. C'è stata la reazione del Pumas Viareggio, che ha impegnato il portiere Raffaello Ciupi, che ha risposto sicuramente da campione in un paio di circostanze, una soprattutto di Giovanni Pesavento. Pumas quindi vicina al pareggio. Vediamo qualche replay di questa partita. E qui ci sembra, vediamo se c'è il gol. Sì, questo è il gol che sta sin qui orientando l'incontro dalle parti di Sarzana. Pronti a ripartire. Lavaggetti all'indietro, Angeletti, Tognacca, Mondiana che invita il suo giocatore a premiare l'inserimento del compagno. Così non è. Tognacca ancora all'indietro, vertice basso, Manrique, la conclusione, trova i pattini, o meglio i parastinchi di Olivieri. Attenzione, qui c'è una deviazione, Cardella sporca la traiettoria del passaggio, recupera Giovanni Pesavento per i giocatori in maglia bianca, quelli del Pumas Viareggio, che sono sotto nel punteggio. Nel girone con queste due squadre ci sono i padroni di casa del Baldagno, c'è il Correggio e c'è la FP Giovinazzo. A 6 punti il Pumas e attenzione qui il filtrante di Pesavento. Pumas e Baldagno. Gioco fermo, fallo assegnato alla formazione in maglia bianca che sta attaccando. Inquadrata in questo momento la panchina con Mirko Bertolucci e Cristiano Bottarelli, il suo secondo, e anche l'arbitro Claudio Ferraro nei pressi del tavolo del recinto ufficiale. Cardella, telecamere a inquadrare i protagonisti dell'incontro. Olivieri all'indietro per Marchetti, prova ad accelerare Marchetti, non trova un pertugio e allora si rifugia da Cardella con Olivieri davanti a proporre magari una deviazione. Il blocco di Cardella per lo spunto di Giovanni Pesavento, che trova un grandissimo gol. 1-1. Bellissimo lo spunto di Giovanni Pesavento che si è decentrato sulla sinistra e con un tiro accompagnato di polso perfetto ha messo palla sull'incrocio. Imparabile per Raffaello Ciupi. Vediamo se la regia di Flavio Zattera ci propone il dettaglio. Sì, a tagliare il campo da destra verso sinistra e incrociare un tiro pazzesco sull'incrocio alla sinistra di Ciupi, che nulla può. 1-1. 4-18, ristabilita la parità. Il match si sta facendo apprezzare per i contenuti tecnici. È stato un inizio troppo nervoso, qualche contrasto di troppo, e qui si riprende. C'è un fallo di Olivieri. Manrique, fallo di squadra, quindi il quarto commesso dal Pumas. Possesso per Sarzana, che era nata in vantaggio con Tognacca. Il pareggio di Giovanni Pesavento, il fratello di Michele, che gioca col Monza. L'assegno oggi con Breganza su rigore.
1-1, 2 reti sin qui, quindi equilibrio, bravi i portieri, ma non tantissime conclusioni come la partita precedente, dove è stata una sfida nella sfida tra gli estremi difensori, ha avuto la meglio Bussotti. Attenzione ancora, Giovanni Pesavento si è ingolosito dopo la rete del pareggio. Spettatori interessati, i giocatori di Valdagno, che poi sfideranno il Correggio per il loro terzo impegno di questi campionati nazionali Under 23. 3 vittorie e 2 vittorie sin qui per i Lanieri, per il Valdagno insomma. 3 vittorie anche per il Breganze. Il Valdagno è a caccia della terza affermazione contro un Correggio che nel confronto con il Pumas ha venduto cara la pelle e ha ceduto solo nel finale. Torniamo in cronaca, Giovanni Pesavento a pescare Olivieri, la parata, il taglio di Olivieri sullo spunto di Giovanni Pesavento, la conclusione, si distende sulla sua sinistra Raffaello Ciuppi, sventa la minaccia e allora si rimane sull'1-1. Angeletti, scadono i 10 secondi, sarà possesso per la formazione Viareggina. Questo è un derby che è andato, che ha avuto il suo prologo nei gironi di qualificazione a queste finali nazionali, perché Sarzana e Pumas Viareggio sono parte della zona 4 riservata sostanzialmente alle squadre di Toscana e Liguria, dove si pratica questo sport. Umbria e Lazio, che sarebbero in questa zona, non hanno formazioni e società. Olivieri, Cardella, Pesavento, protestano quelli di Pumas, ma fa giocare il signor Luigi Luna. Lamentavano una trattenuta con gamba a terra, quelli della panchina del Pumas chiedevano l'intervento di Luigi Luna, che non è stato della stessa opinione, e quindi si continua a giocare. Ormai siamo a 2 minuti dal termine della prima frazione. Qui c'è un tiro da lontano di Angeletti con Mechini che vede il tiro all'ultimo minuto, ci mette il guantone, sventa la minaccia. Ancora Angeletti, vediamo se concederà il bis con il tiro da lontano. Tognacca, Angeletti, il tiro, la parata, si riparte. Mariche, Angeletti, Mariche perde l'1 contro 1 con Cardella. Pesavento a botta quasi sicura, gli dice di no Raffaello Ciuppi. Ancora Mariche in possesso, si mette in proprio, entra in area, la palla danza pericolosamente davanti a Mechini, che poi li allontana con il bastone Olivieri. E ora dall'altra parte vediamo se riesce a tentare la conclusione. No, si rifugia da Capitan Marchetti, la palla esce. Ottimo il riflesso di Oscar Vianna, che la riconsegna, allenatore di Sarzana, che la riconsegna a Capitan Marchetti. Da questi a Giovanni Pesavento. Elia Cardella, ancora Elia Cardella, l'1 contro 1 vinto con Angeletti, se ne va Cardella, dietro la porta, difesa da Raffaello Ciuppi. Da questi a Giovanni Pesavento, autore di un bellissimo gol del pareggio. L'ottimo assist per Cardella, la conclusione ribattuta da Tognacca, che prova a cercare sul secondo palo Angeletti. Siamo a 13 secondi dal termine della prima frazione di gioco. All'indietro per Mariche, ultimo tiro, grande parata di Thomas Mechini. Finisce il primo tempo 1-1.
1-1 tra Pumas Viareggio e Sarzana, anzi è in casa Sarzana questo incrocio importante per determinare le posizioni in classifica del gruppo B, a risentirci tra una decina di minuti scarsi per il secondo tempo.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, qui dal Palalido di Valdagno. Vi parla Fausto Pozzan, settimo incontro di giornata, anzi sesto, scusate. Sarzana Pumas Viareggio per il girone B di queste finali nazionali Under 23, edizione 2024-2025. Primo tempo che si è concluso in perfetta parità. Era passato in vantaggio Sarzana con il suo scusate, numero 79 Tognacca. Ha pareggiato Giovanni Pesavento per il Pumas Viareggio. In classifica Pumas Viareggio ha 6 punti, ne ha 3 Sarzana, che questa sera completerà il suo programma sfidando il Giovinazzo a caccia di punti, quindi per giocare per il titolo, per lo scudetto Under 23, entrambe le formazioni, con il Correggio che è sicura invece, dovrà affrontare le sfide che vanno ad assegnare l'altro trofeo di questa rassegna, vale a dire la Coppa FIS riservata alla categoria Under 23. Pronti a ripartire Lavagetti, Angeletti, Tognacca e Manrique per Sarzana. Tra i pali Raffaello Ciuppi, Mora, Bigatti, Carrieri e Marchetti. Tra i pali Mechini nelle fila di Pumas Viareggio. È iniziata la ripresa. Con questa palla Marchetti, vediamo se Pumas proverà ad accelerare, proverà a mettere in pista la sua proverbiale intensità. Marchetti ci ragiona, invece non affonda il tiro, preferisce giocare a 2 con Oscar Mora. Sull'angolo basso si libera Bigatti, Carrieri dietro porta, all'indietro per Mora, gestione scolastica, il tiro di Mora ribattuto da Angeletti e quindi possesso Sarzana con Manrique a trovare Tognacca, la trottola di Tognacca, Lavagetti 1 contro 1 con Bigatti, il passaggio a servire Angeletti. Trascorso un minuto dall'inizio di questa ripresa, 1-1 il punteggio. In arrivo per le grafiche della prossima partita, che vedrà i padroni di casa del Valdagno opposti al Correggio. Angeletti, la deviazione, e questo è il marchio di fabbrica di Sarzana, l'ha fatto vedere anche ieri con Valdagno ad esempio. Tiro da lontano, deviazione. Girano a 3 adesso i giocatori di Mirko Bertolucci, poi adesso si impossessa della sfera Carrieri, dietro la porta di Ciuppi, all'indietro per Oscar Mora. Stoppa palla, ragionata la manovra dei Pumas. Bigatti all'indietro per Capitan Marchetti, si muovono Bigatti e Carrieri. Carrieri riceve palla, il blocco di Carrieri, il doppio blocco di Bigatti, Marchetti la conclusione, non trova la porta, sarà possesso Sarzana, lascia di palla Carrieri con Francesco Carrieri che richiama l'attenzione del direttore di gara, che è Luigi Luna di Bassano del Grappa, chiede che la pista venga pulita, se ne occupa personalmente Carrieri, pezzo di carta quello. Angeletti ha ricevuto da Lavagetti, varca a metà pista, il filtrante, la deviazione che c'è stata ancora una volta. Tognacca così ha battuto nel primo tempo il portiere Mechini. Possesso per Pumas, Marchetti subito a cercare e trovare lo spunto di Francesco Carrieri lungo sponda. Mora torna lì dietro, la manovra vertice basso in questa circostanza Marchetti. Bigatti, giocano a 2 Marchetti e Bigatti, il blocco, la palla consegnata, Mora che pensa per un attimo al tiro dietro la porta,
tutti giochi sicuramente provati e riprovati in allenamento, questi della formazione di Mirko Bertolucci, ma dall'altra parte Manrique proporre una nuova azione in favore di Sarzana. Il tiro controllato da Mecchini, palla contesa, alla fine mette tutti d'accordo Lavagetti. Angeletti 1 contro 1 con Carrieri, si mette in proprio, il tiro, la parata, Carrieri a recuperare palla per i propri colori. Varca a metà pista in questo istante, il numero 87 della formazione del Pumas Viareggio. Un'ottima giocata di Carrieri che va a sfidare Raffaello Ciupi, che gli chiude il primo palo. Ottimo lo spunto dell'87 della formazione allenata da Mirko Bertolucci. Siamo dall'altra parte con Manrique, numero 5 rossonero, porta palla all'indietro per Vanello, ne è entrato, è uscito Angeletti. Ancora Vanello, vertice basso, rombo, il tiro da lontano, la ricerca della deviazione, ci mette il corpo Marchetti. Oscar Mora a recuperare palla, doloroso, smorfia di dolore, qui Mora non affonda il tiro, lavora ancora dietro la porta di Raffaello Ciupi. All'indietro lo spunto, l'accelerazione di Carrieri che si mette in proprio e trova un gol molto bello, l'inserimento, lo spunto irresistibile, l'accelerazione di Francesco Carrieri, mi sembra sia il suo secondo gol in questo campionato, molto bello. 2-1 Pumas Viareggio, la rivediamo qui dalla propria metacampo, un'accelerazione assolutamente apprezzabile, poi a sfidare e a battere sempre sulla sinistra con un tiro accompagnato su cui nulla ci poteva fare Raffaello Ciupi. Esulta giustamente il numero 87 di Pumas Viareggio, che quindi opera la rimonta. Era andata sotto la formazione viareggina allenata da Mirko Bertolucci, l'ha ribaltata sin qui almeno dopo poco meno di 5 minuti dall'inizio di questa ripresa, di questa sesta partita del programma di questo venerdì 6 giugno qui dal Palalino di Valdagno, le finali nazionali Under 23 di hockey pista. Lavagetti, Vanello, Sarzana che deve recuperare, adesso Pumas recupera palla, sta giocando, si sta facendo preferire. Nel primo tempo è stato un inizio un po' nervoso, Sarzana è stata assolutamente in partita, ha meritato il vantaggio, e poi c'è stata la magia di Giovanni Pesavento che ha ristabilito l'equilibrio. In questo secondo tempo c'è sicuramente un predominio dei giocatori allenati da Mirko Bertolucci, che nel primo tempo, causa forse qualche situazione di nervosismo di troppo, non erano riusciti a sprigionare il loro proverbiale gioco che si è fatto apprezzare sin qui. Attenzione qui, sbroglia la matassa per i propri colori il portiere Thomas Mecchini, il passaggio impreciso, si lamenta Lavagetti col compagno. Bigatti si mette in proprio, prova ad andarsene, non ravvisa irregolarità il direttore di gara, fa giocare Luigi Luna. Trascorsi ormai 6 minuti dall'inizio della ripresa, avanti Pumas 2-1. Vanello, stretto all'angolo da Mora, azione insistita di giocatori di maglia bianca che recuperano palla. Marchetti non tira, va dietro porta, perde palla, la recupera per i propri colori numero 5 rossonero Manrique, che si mette in proprio, va fino in fondo, cade in area, fa giocare il signor Luigi Luna, ferma adesso il gioco, assegna il possesso a Sarzana, anche per verificare le condizioni del numero 5 che è caduto a ridosso della balaustra. Ancora Manrique, un tiro ribattuto, palla contesa, Marchetti, Carrieri, lo spunto di Carrieri, la sua iniziativa personale, una sua irresistibile accelerazione, è arrivato il gol del 2-1 che sta orientando in questo momento
il punteggio in favore della formazione viareggina. Esce intanto Marchetti, entra Cardella, Bigatti a portare palla. Il taglio di Carrieri non viene premiato dal compagno, adesso sì, adesso riceve la palla Francesco Carrieri, autore sicuramente di una prestazione positiva. Il tiro dalla lontana distanza di Cardella va dietro la porta. Hanno 3 secondi di tempo i giocatori di Mirko Bertolucci per concludere l'azione d'attacco. Ingaggio vinto da quelli del Pumas. Cade Carrieri, Bigatti dietro la porta, all'indietro per Cardella, Mora, giocano a 2 a metà pista. Il taglio di Mora, il passaggio di Cardella, c'è stato un attimo di indecisione ma si sono spiegati i due. In ogni caso la pallina è rimasta saldamente nelle stecche del Pumas, che sta articolando la propria manovra, sta salendo di tono la formazione viareggina. Ha iniziato meglio il secondo tempo. Qui c'è un'ottima giocata con la conclusione di Bigatti, ancora una volta Raffaello Ciupi attento. Attenzione, lo spunto di Vanello non è stato premiato da Tognaca, era un passaggio proverbialmente difficile. Ancora Mariche dietro la porta, tentativo di alza e schiaccia, non riesce. Tognaca all'indietro per Angeletti, il tiro, la ricerca della deviazione Vanello, Angeletti, ancora Angeletti, all'indietro per Tognaca. Siamo trascorsi ormai quasi 9 minuti. Mariche, il tiro ribattuto, sta forzando Sarzana la ricerca di un guizzo. Attenzione qui, potrebbe esserci qui il guizzo. Il signor Luigi Luna non ravvisa irregolarità, è caduto in aria Manrique. Carrieri, il servizio per Bigatti che se ne va a sfidare Ciupi, il tentativo di servire Mora è stato sporcato leggermente, il tanto che basta per impedire al 35 in maglia bianca di poter andare a concludere e impegnare il portiere Ciupi. All'indietro per Carrieri, Cardella, Bigatti, le finte di tiro di Bigatti, in difficoltà nella marcatura Andreani, all'indietro Cardella, stanno scadendo i secondi per il tiro, lo fa adesso Cardella, ribattuto, stanno schiacciando troppo quelli del Pumas, potenzialmente potevano concedere un contropiede. Attenzione Manrique, non si ferma Sarzana, giustamente la ricerca del guizzo per venire al pareggio. Il match è assolutamente equilibrato adesso, massimo sforzo per la formazione rossonera. Attenzione qui, a 2 passi Tognaca dal possibile pareggio, l'avevano imbeccato bene. Il cambio, esce Bigatti nelle fila del Pumas Viareggio, entra Giovanni Pesavento, autore di un gol bellissimo che ha consentito alla formazione viareggina di impattare, perché erano sotto 1-0 i Pumas grazie al gol di Tognaca nel primo tempo. Si mette in proprio Angeletti che va fino in fondo, prova a imitare Francesco Carrieri, qui però non gli è riuscita la stessa magia. Lo spunto di Giovanni Pesavento, recupera palla Carrieri per i propri colori, scusate Manrique per i propri colori. Tognaca, time out chiamato da Oscar Vienna, meno di 10 minuti al termine, 9:28 per la precisione, avanti Pumas 2-1. Manrique, la conclusione, la palla è recuperata da Francesco Carrieri, ancora uno spunto irresistibile, arriva fino in fondo Mora, rete, 3-1 Pumas. Lo spunto di Francesco Carrieri, la respinta di Raffaello Ciupi sulla palla vagante, il primo ad arrivare è stato Mora, che va a congratularsi con Francesco Carrieri. È sicuramente sua la paternità, gran parte del merito di questo gol, perché Mora è andato al tap-in di un'azione propiziata dal suo compagno con il numero 87. 9-0-9, quindi allunga sul doppio vantaggio la formazione in maglia bianca.
anche se i colori sociali sono bianco, rosso e verdi del Pumas Viareggio. Time out, inquadrata la panchina di Sarzana con Oscar Vianna che invita i suoi giocatori a riordinare le idee e a prepararsi ad affrontare al meglio questi ultimi 9 minuti e 09 mancanti alla fine della partita. Pronti a ripartire. 3-1 Pumas. Sarzana in possesso. Lavagetti ha ricevuto da Angeletti. 1 contro 1. È entrato Olivieri nelle fila del Pumas, che è in pista con Pesavento, Olivieri, Carrieri e Cardella. Ispiratissimo Francesco Carrieri, numero 87, soprannominato la formica atomica dal mio compagno di telecronache Domenico Tomba. Vertice basso, quindi rombo offensivo anche per Pumas. Attenzione, qui è uscito Raffaello Ciupi, aveva avuto un'ottima iniziativa Olivieri. Cardella, la conclusione, la parata di Ciupi, più destro sulla palla vagante Lavagetti. Il signor Luigi Luna chiede di pulire la pista. Pronti a ripartire. Mariché, lo spunto di Mariché. Si gioca, possesso per la formazione ligure. Lavagetti, il tiro trova Francesco Carrieri, ma soprattutto trova un fallo di squadra in questo momento il Pumas, ancora fasi di nervosismo. Possesso per Pumas Viareggio adesso, che sta rallentando. Ne ha ben donne, è avanti 3-1. Si tratterebbe del terzo successo per la formazione di Mirko Bertolucci, che ha regolato sin qui AFP Giovinazzo e Correggio e che adesso sta orchestrando la sua proverbiale manovra fatta di schemi mandati a memoria e fatti di ottimi sistemi di gioco ben coordinati. In cambio, nelle fila di Sarzana rientra l'autore della rete che aveva portato in vantaggio i rossoneri del presidente Maurizio Corona, vale a dire Mirko Tognacca. Si gioca Francesco Carrieri, ancora Carrieri, si mette in proprio, riparte Sarzana però con Lavagetti, 6 minuti e 23 secondi. Adesso Pumas cerca il recupero palla immediato, comunque una difesa molto arcigna, se ne va dall'altra parte però
Un ottimo spunto di Giovanni Pesavento, gli dice di no Raffaello Ciuppi, ma grande la giocata del 74 in maglia bianca. Gioco fermo. Deve essere asciugata la pista. Sei a 0-1. Il gioco si sta fermando spesso, ma è necessario assolutamente per l'incolumità dei giocatori asciugare la pista. Si riparte. Olivieri per Carrieri, blocco di Olivieri. Carrieri va all'indietro, va da Cardella. Ancora Olivieri, ancora Cardella. Ancora Carrieri. Cardella. Il blocco di Giovanni Pesavento, liberato splendidamente. Gioco a 2. Cardella, Pesavento. Manrique, la conclusione. Adesso Sarzana cerca le conclusioni da lontano, non ha molto ordine nella sua manovra, offre spunti per il contropiede, ma qui c'è un tentativo di recupero, va a duello. Giustamente la formazione sarzanese ha bisogno di un gol per riaprire la partita. Lavagetti, Manrique, ma sono subito rientrati i giocatori di Mirko Bertolucci. Attenzione qui, però c'era un bel filtrante per Andreani che non ha sfruttato l'intuizione del compagno. Carrieri dal cambio a Marchetti, con Mirko Bertolucci che si congratula con il suo numero 87. Altrettanto fanno i componenti della panchina. Meno di 5 al termine. Pumas Viareggio Vincina alla terza vittoria. Palla vagante, Lavagetti a contendere il possesso, la conclusione, la parata di Mecchini. Apprezzabile lo spunto del rossonero. Marchetti dietro la porta, 1 contro 1 con Andreani. Il passaggio per Olivieri, si era liberato per ricevere Giovanni Pesavento. Cardella, fanno girare palle i giocatori di Mirko Bertolucci, giocano quindi al limite di 45 secondi, sono avanti nel punteggio. Finisse così domani, grande scontro tra Pumas e Valdagno per determinare chi vince il girone e chi evita il barrage dei quarti di finale, e va a giocare le 2 semifinali di domenica mattina, in programma rispettivamente alle ore 9 e alle ore 10:30. La finalissima alle 18 per l'assegnazione del titolo. Tognaca riparte per Pumas. Marchetti, lo spunto di Marchetti. Lo raddoppiano i giocatori di Oscar Vienna. Guarda, subiscono il fallo di squadra. Time out, ultimi 3 minuti e 11. Ha bisogno di un'intuizione, di un'invenzione Sarzana per rientrare in partita. Pumas, abbiamo capito il piano tattico: giocare al limite di 45 secondi, non rischiare nulla, serrare le file in difesa, non impedire facili conclusioni, e soprattutto uno che è il marchio di fabbrica di Sarzana in queste partite: tiro da lontano con la deviazione ravvicinata. Sentiamo da qui le disposizioni di Oscar Viana, mentre la regia ci inquadra la panchina del Pumas Viareggio che è avanti 3-1. Viana che richiama i propri giocatori a una rigida marcatura a uomo. Pronti a ripartire, Cardella a incitare il suo portiere Thomas Mecchini, uno dei
migliori numeri 1 visti qui, ma ce ne sono parecchi. Un altro è il portiere di Sarzana, Raffaele Ciupi. Abbiamo apprezzato anche Thomas Mechini, lo stesso Giuseppe Tagliapietra, portiere di Braganza, autore di buone prove. E poi Leonardo Reggio per Seregno. Ottima anche la prova di Pedroni contro proprio il Pumas stamattina nel match che ho commentato, mentre mi sta raggiungendo Domenico Tomba, al quale darò il cambio per il proseguo di queste telecronache. Dovrebbe aiutarci anche Gabriele Pellizzaro. Fallo di squadra intanto fischiato in favore di Sarzana. Domenico Tomba si incaricherà anche delle interviste di fine gara per questa partita tra Pumas e Sarzana e Pumas per la precisione. Sarzana perdendo dovrà vedere un po' l'incrocio di risultati e soprattutto battere Giovinazzo stasera. Dovesse riuscirci, la formazione ligure disputerebbe sicuramente i quarti di finale. Pumas invece verosimilmente domani mattina andrà a sfidare per il primo posto nel girone con vista sulle semifinali il Valdagno, i padroni di casa. Stesso esito nella sfida tra Braganza e Castiglione, con Braganza che teoricamente avrebbe 2 risultati su 3, essendo avanti in classifica con 3 vittorie contro le 2 sin qui conquistate dalla formazione di Federico Paghi. Marchetti entra in area, cade, non rileva irregolarità, anche se il contatto c'è stato, ma non l'ha ritenuto di intensità tale per avvisare gli estremi e per la concessione di un tiro di rigore. E qui c'è, vediamo, c'è il cartellino giallo, cioè la munizione a Mirko Bertolucci. Il signor Luigi Luna non tollera proteste, questa è la sua decisione, e quindi warning per Mirko Bertolucci a 1 minuto e 31 dal termine, con Pumas avanti per 3-1. Sarzana che ha una punizione a qualche metro fuori in posizione centrale dal limite dell'area. Sul punto di battuta Andreani Angeletti, la palla persa, se ne va Cardella a sfidare Ciupi e lo batte per il quarto gol, 4-1, quindi ormai titoli di coda anche per questa sfida. Pumas Viareggio se la aggiudica. Reti di Pumas messe a segno da Pesavento, Carreri, Mora e adesso Cardella. Per Sarzana aveva segnato Tognacca. Ecco qui la regia di Flavio Zattera che vi ha messo a disposizione, gentili signore e signori, il replay dell'ultima rete. Siamo ormai all'ultimo giro di lancette. Cardella, Olivieri, Marchetti, Cardella fa girare palla a Pumas, ormai padrona del match. Si è fatta assolutamente preferire nella ripresa la formazione qui in maglia bianca, lo rispetto di un Sarzana che comunque ha designato il massimo impegno e ha giocato una buona partita. Attenzione, qui c'è un fallo di Tognacca che crediamo verrà punito con il cartellino blu. Così è, blu a Tognacca, quindi sarà tiro libero diretto in favore di Pumas, che manda Francesco Carrieri a tentare la trasformazione. Soddisfatta la panchina viareggina, superato l'ostacolo Sarzana. Domani scontro al vertice con Valdagno, che poi giocherà qui contro Correggio. Ancora da segnare quindi i primi 2 posti nel girone, anche se Valdagno deve
superare Correggio, e Correggio ha dimostrato di essere un avversario assolutamente tosto e da rispettare, soprattutto proprio nel confronto contro il Pumas, che mette a segno il suo quinto gol con Francesco Carrieri, doppietta per lui, man of the match sicuramente. 2 reti in proprio, uno su tiro libero e il gol di Oscar Moro, che è andato effettivamente a ringraziarlo. Rivediamo la trasformazione di Francesco Carrieri, perfetta. Bisogna essere perfetti per battere un portiere come Raffaello Ciupi, e Francesco Carrieri lo è stato. 5-1 quindi, larga l'affermazione di Pumas Viareggio, che però aveva chiuso il primo tempo sull'1-1. Angeletti all'indietro per Lavagetti. Insistita l'azione di Lavagetti. Andreani, 8 secondi, il tiro di Andreani non trova la deviazione sperata. Fair play tra Manrique e Carrieri, che Manrique si congratula con Francesco Carrieri. Vince quindi Pumas Viareggio, sale a 9 punti in classifica e domani sfiderà il Valdagno, verosimilmente per il primo posto, ma sempre con Valdagno che adesso andrà ad affrontare il Correggio ancora fermo a quota 0, lo ricordo. È tutto per quanto mi riguarda. Fausto Pozzan vi ringrazia per l'ascolto, cede il microfono a Domenico Tomba, che adesso si occuperà delle interviste di fine gara e poi commenterà la prossima sfida, che per calendario vedrebbe Correggio in casa contro Valdagno, ma siamo al Palalido. Qui da giovedì mattina le telecamere di Hockey Pista FISR TV vi assicurano questo servizio da riprendere il campionato nazionale Hockey Pista Under 23, lo spettacolo qui da Valdagno. Grazie a tutti da Fausto Pozzan e a presto, buona serata.
Arrivo? Bene, siamo con Mere Marchetti. Mere Pumas vince 5-1 col Sarzana, forse un risultato anche troppo largo, però la partita tutto sommato è rimasta abbastanza lì fino a metà secondo tempo, sei d'accordo? Sì, poi loro sono ragazzi che nel nostro girone, i ragazzi che conosciamo bene, sono una squadra molto valida, e 3 o 4 giocatori aggregati alla 1, e sappiamo che, come ho detto prima, sono una squadra molto valida, tanto a queste finali in fondo col poco minutaggio, cioè con i tanti minuti e le tante partite in poco tempo, anche un semplice 2-1, un semplice 3-1 ci basta a noi. Non importa fare prestazioni da 7-8-1, basta una semplice vittoria. Concordo assolutamente, anche perché la gestione delle risorse risulta poi fondamentale alla fine per avere un po' di birra per le finali, altrimenti arrivi cotto. Sì, poi sto caldo. Il caldo qua giù, Veneto, Correggio, sto da Correggio, tantissimo caldo, e vabbè, cerchiamo di arrivare il più a lungo possibile. Domani mattina l'ultima gara del giro non abbiamo. Domani mattina c'è lo scontro col Valdagno proprio qui sulla pista del Paralido, è un po' un remake di qualcosa di un paio d'anni fa. È un paio d'anni fa che ci ha visto noi vincitori, quest'anno chissà, e domani mattina cercheremo di dar tutto per vedere di riposare domani pomeriggio e poi dopo essere più freschi un eventuale sabato mattina e sabato verso sera se riusciamo, e domani l'ultima parte del girone vediamo di confermarci e di fare prestazioni. Grazie Mere, comunque ti ho visto bene, a parte una botta che hai rimediato, ma penso una sciocchezza. Quello si è abituato ultimamente. Grazie, in bocca al lupo, grazie Mere. Abbiamo la telecamera fissa, un bordello. Allora, sono con Mirko Tognacca. Mirko, parlavo prima con Mere Marchetti, forse 5-1 è un risultato un po' troppo largo per quello che si è visto in campo, è stato un Sarzana che ha tenuto lì il Pumas fino a direi a metà secondo tempo, sei d'accordo? Sì, è vero, confermo, abbiamo peccato un po' negli ultimi minuti, cosa che ci sta condizionando un po' in queste finali, è successo anche col Valdagno, e niente, la Pumas la conosciamo bene, in campionato ci abbiamo giocato, sappiamo come giocano e sono sempre partite tirate, però purtroppo oggi non è andata e penseremo a stasera che ci tocca un bel giovinazzo. Adesso non c'è niente naturalmente di compromesso, l'importante, ne parlavamo prima, abbiamo parlato un po' con tutti i capitani, è riuscire a gestire bene le energie per non arrivare cotti poi magari all'incontro che ti serve veramente. Sì, bisogna sapersi gestire, però pur facendo 2 partite al giorno non puoi neanche tirarti indietro, ecco, però quando uno scende in pista cerca sempre di dare il meglio possibile e di dare tutto. Però sono finali, sono partite competitive, è bello anche lasciare tutto in pista, siamo qua per questo. No? Grazie Mirko, ancora in bocca al lupo per il tuo Sarzana, grazie, ciao.